stamattina, in questa assemblea stamattina, c'erano più di 600 persone. Allora, per riprendere da dove aveva lasciato Sergio Chiamparino, l'orgoglio di essere Partito Democratico, abbiamo il diritto di tenercelo, siamo orgogliosi di essere il Partito Democratico. Ed è lavorando che si portano a casa i risultati. Teniamocelo bene a mente, perché nei prossimi mesi il lavoro da fare sarà tanto. Noi possiamo essere pronti, noi siamo pronti, ma dobbiamo capire che in questa barca o ci mettiamo a remare tutti dalla stessa parte, oppure la barca sbanda o affonda. Io devo dire grazie agli amministratori che sono venuti qua stamattina. Dico grazie per le cose che hanno detto, naturalmente, ma soprattutto per le cose che fanno tutti i giorni, che fanno sul territorio, perché dimostrano che il Partito Democratico riesce ad essere alternativa di governo, cioè riesce a dare le risposte ai problemi delle persone, risponde alle loro necessità, si occupa di loro, è vicino a loro. E lo fanno anche quando lo Stato è contrario, anche quando lo Stato rema contro, anche quando lo Stato taglia i fondi. E allora dico grazie a quegli amministratori, perché rappresentano la costola visibile di questo partito, lo sforzo che questo partito fa e deve fare per essere forza di governo. E dico grazie a Sergio Chiamparino, perché è un sindaco del Partito Democratico, perché unisce la responsabilità e la passione radicale nell'obiettivo per noi fondamentale, che non dobbiamo dimenticare mai, che è quello di cambiare questo Paese. È per questo che noi siamo nati, è per questo che è nato il Partito Democratico. Voi lo sapete, vi siete scelti, o forse qualcuno lo ha fatto, solo qualcuno lo ha fatto, un segretario regionale un po' particolare. Io non ho mai avuto la tessera né della Democrazia Cristiana né del Partito Comunista. Sono una nativa del PD, ho creduto e credo fortemente in questo partito e credo che questo partito sia il futuro, sarà il futuro, ma sarà il futuro se tutti insieme sapremo fare squadra e farlo vivere, farlo crescere e farlo diventare ciò che deve essere, quello che cambierà questo Paese. Io dico grazie anche a tutti voi. Questa assemblea, per essere venuti qua a Vicenza, ieri quando ho visto che nevicava ho detto no, dopo l'alluvione anche la neve non può essere che anche gli eventi atmosferici non solo ci remino contro. Invece, se avete notato, oggi è una giornata bellissima, c'è il sole, si vedono le nostre montagne. Allora, grazie a tutti coloro che sono venuti qua stamattina, grazie a quelli che sono rimasti questo pomeriggio, grazie per aver deciso che una giornata della vostra vita poteva essere spesa qua dentro, nonostante quel sole bellissimo fuori, perché avete voglia di prendere questo partito in mano e farlo diventare vostro. Dico grazie a quelle centinaia di persone che si sono iscritti nei gruppi di lavoro. Questo è l'inizio di quel partito che vogliamo. Io non ho dimenticato le ragioni per cui Andrea Causina ha deciso di lasciare l'incarico da vice segretario. Mi dispiace della sua scelta, mi dispiace molto. Ma non è guardando da qualche altra parte o abbandonando la strada o il percorso che le cose cambieranno, è restando dentro qua a combattere tenacemente perché il Partito Democratico sia quello che abbiamo voluto, che sia quello per cui noi l'abbiamo costruito. E allora, a cominciare dalle cose vere di cui abbiamo parlato oggi, farne un strumento potente di diffusione, di comunicazione, di informazione. Ci sono stati 4 gruppi che hanno lavorato oggi. Bene, quei 4 gruppi diventeranno 4 forum permanenti che trasformino le nostre proposte in realtà, in conoscenza anche per i cittadini.